Buongiorno e bentrovati, sono il professor Argiolas e oggi vi presenterò una rassegna di maschere tipiche dei carnevali tradizionali sardi, un po' anche per legarci al discorso precedentemente fatto sugli spauracchi. Prima di addentrarci nell'esame di alcune varianti di queste rappresentazioni, diciamo alcune cose che sono comuni a tutte le tradizioni. In tutte le tradizioni di carnevali locali sardi abbiamo la presenza di almeno due figure, una rappresentativa del bene, dell'umano, del consesso civile e l'altra rappresentativa del male, del bestiale, dello stato di natura. Queste figure positive sono praticamente sempre antropomorfe, o quasi. Le figure negative si dividono in varie tipologie. Può essere l'orco, quella figura onnipresente o quasi nelle fiabe, può essere il demonio, il maligno, il diavolo, oppure può essere un animale che incarna una minaccia. Allora, vedete che in queste sfilate vengono messi in scena gli attori della società arcaica, cioè da una parte gli esseri umani e dall'altra tutte quelle forze terrene o ultraterrene contro le quali l'essere umano doveva lottare in una sorta di scontro per la sopravvivenza. Ecco, tutti questi carnevali, oltre a queste figure, mettono in scena una sorta di sacra rappresentazione in cui umano e disumano si fronteggiano, naturalmente col prevalere del primo sul secondo. Vedremo a partire dal carnevale, come dire, più noto, che è quello di Mamojada, come si presentano, come si combinano queste varianti. A Mamojada i protagonisti sono Mamuttones e Issojadores. Il Mamuttone, come sapete, presenta una visera, una maschera lignea, il berretto, summucadori, la mastrucca, cioè questo abito di pelle, e soprattutto porta sulla schiena, per complessivi 25 kg, dei campanacci che vengono accordati in un certo senso, cioè vengono legati sulla schiena in modo da riprodurre un suono omogeneo. Questo suono omogeneo l'omogeneità è resa necessaria dal fatto che i mammutones si muovono secondo dei passi in una sorta di ballo codificato che prevede appunto delle regole, si muovono lungo la sfilata all'unisono, creando anche quell'effetto sonoro che acuisce, come dire, l'atmosfera, che serve appunto a dare maggior peso a questi movimenti. Dall'altra parte, cioè la controparte del mammutone, è l'issojadore, che prende nome da Sasocca, la fune, il lazzo, col quale rende inoffensivo attraverso la cattura il mammutone. Vedete che anche qui i costumi sono codificati, in questo caso vediamo quella che viene chiamata la maschera, che viene chiamata visera, ma stavolta sa visere santu, e la rappresentazione termina con la vittoria dell'umano sul bestiale, sul mammutone, che alla fine si ritirerà sconfitto. Passando da Mamojada a Ottana abbiamo un'altra maschera molto nota, che è quella del Merdule. Merdules è Boes. L'elemento, in questo caso negativo, è l'animale Suboe, che qui vedete con una maschera parzialmente antropomorfa, ma comunque
indubbiamente taurina, con tra l'altro begli inserti cromatici, tutto il corredo del costume, e su Boe si oppone a su Merdule, che dal punto di vista etimologico probabilmente richiama a Summere de Ule, cioè il padrone del bue, che con Sumatsuku, questo grosso bastone nodoso, rende inoffensivo su Boe. Parlavamo di varianti e allora troviamo qua per esempio una figura femminile assente nel carnevale di Mamoiada, ne abbiamo già parlato a proposito degli spauracchi, Savilonzana, anche lei con una maschera lignea, con la gobba solitamente ottenuta con l'uso di un cuscino, che rimanda alla tradizione antica e nobile delle parche, cioè quelle figure che segnavano la vita di una persona dipanando i fili e sancendone la fine con la recisione del filo. E Savilonzana rappresenta appunto questa parca che determina la fine della vita e aiuta su Merdule a sottomettere su Boe. E qui vediamo parte della rappresentazione. Abbiamo visto in questo caso il connubio di costume e maschera e la presenza di una figura ulteriore che è quella femminile. Spostandoci a Escalaplano troviamo invece un'altra modalità di rappresentazione, in questo caso incentrata sulla maschera, non sul costume intero, proprio sulla maschera. Escalaplano si distingue proprio per questa scelta e infatti le maschere di Escalaplano, quella dei bois e quella dei omadoris, cioè i domatori, la fanno da padrone in questa rappresentazione. Qui vediamo su Omadori, che indossa il bacino di un bue, l'osso, safaciola la chiamano, e che si occupa di domare su Boe, che anche in questo caso presenta, cioè la persona ovviamente che lo interpreta, porta una testa di bue, cioè non è una vera e propria maschera, è proprio una testa di bue che viene posta al di sopra del capo e, come vedete, rende questa manifestazione particolarmente realistica. E anche in questo caso culminiamo con la lotta, in questo caso il bastone, che sostituisce la corda di Mamoiada, per esempio. In questo caso è il bastone appunto che determina la vittoria dell'umano, anche se in questo caso particolarmente trasfigurato, sull'animale. Poi a Escalaplano ci sono anche queste figure di fantasmi, fuglianna morti, col corredo di catene, di lenzuola, che però diciamo sono meno rappresentativi delle figure precedentemente esaminate. Spostandoci invece a Orani, abbiamo su Bundu questa figura demoniaca, infernale, realizzata con una maschera interamente in sughero, che forse è l'unica interamente in sughero della tradizione sarda, e che solitamente brandisce un forcone di olivastro con cui minaccia i presenti. Poi anche qui non c'è solo l'esibizione della maschera, ma c'è una rappresentazione scenica che prevede che una di queste figure, che si distingue solitamente per il colore del mantello, viene perseguita dagli altri figuranti fino a che non soccombe, e poi con intento propiziatorio c'è il lancio del grano, che ci ricorda che queste rappresentazioni che mettono in scena il trionfo dell'uomo sulla natura hanno naturalmente anche delle finalità propiziatorie per quanto riguarda l'abbondanza dei raccolti. Quindi
Abbiamo visto il ruolo dei costumi, abbiamo visto il ruolo delle maschere, abbiamo visto il ruolo della rappresentazione. A seconda delle preferenze date dalle diverse tradizioni, possiamo avere il prevalere di uno di questi elementi. È quello che succede a Teti, dove non è il costume e la maschera a farla da padrona in questa rappresentazione, bensì la rappresentazione scenica, quella in cui Susennoreddu de Siscusorzu, Siscusorzu è il tesoro, Susennoreddu de Siscusorzu si lancia in una fuga per scampare a Sos de Siscusorzu, cioè quelli che vogliono sottrarre a questo folletto, a questa sorta di gnomo, una figura a metà tra il magico e l'umano, vogliono sottrarli appunto Siscusorzu. E quindi la rappresentazione, la fuga e la cattura prevalgono sul costume e sulle maschere, che vedete totalmente assenti. C'è ovviamente il colorarsi il viso di scuro, ma per il resto non c'è una vera e propria maschera, perché, dicevamo, è la rappresentazione l'elemento centrale. Vedete qua? L'esito è sempre lo stesso, cioè il prevalere del bene e della luce sul male e sul buio. Spostandoci a Ula Tirso, troviamo un'altra figura che fa parte di molte tradizioni, quelle de Surzu, o Surzo, o Sorzu, a seconda delle pronunce, un essere a cavallo tra il bestiale, tra la bestia e l'orco. E la bestia, a seconda delle tradizioni, cambia. Nel caso di Ula Tirso è il cinghiale, la bestia, mentre Sos Bardianos hanno il compito di sconfiggere Surzu, e siccome la rappresentazione scenica è impreziosita dalla violenza con cui vengono sferrati questi colpi, una caratteristica di questa maschera è presentare al di sotto della pelliccia una sorta di lastra di sughero, sazzippa, che evita al figurante delle conseguenze troppo cruente della rappresentazione. Vedete? E qui c'è una terza figura, una figura demoniaca, che prende il nome di Maskinganna, che è una delle declinazioni del demonio, che solitamente si manifesta in forma caprina o taurina. Comunque le corna sono centrali. Qui vedete altra rappresentazione del Maskinganna, e poi c'è anche qui uno scontro in questo caso di corna. Arriviamo poi a Fonni, dove abbiamo ugualmente Ursos e Buttudos. Bottudo è il montone castrato. E, come dire, le figure umane prendono questo nome e con un pastrano scuro, spesso in orbace, e una catena, i Buttudos tentano di contenere Surzo, che nella tradizione di Fonni è particolarmente dinamico, nel senso che si lancia in corse sfrenate e talvolta addirittura si arrampica in vari punti del paese proprio a sottolineare la natura animalesca di questa figura. Questi sono i Buttudos che rappresentano le mascaras bruttas, e contraltare delle mascaras bruttas sono le mascaras limpias, in questo caso rappresentate da figure femminili col viso coperto e il costume tipico del paese. Passando da Fonni a Sjurgs Donigala,
troviamo una delle figure più affascinanti dei carnevali sardi, quella dei Scruzzoni, che a seconda delle zone è Iscruzzoni, Isculzoni, Iscultone, Scultone. Abbiamo parlato a proposito degli spauracchi ed è una sorta di rettile che ha il potere di pietrificare con lo sguardo, di avvelenare i pozzi d'acqua, di mandare in malora i raccolti. E vedrete la particolarità della maschera che ricavata da pero selvatico rappresenta proprio la tipica pelle squamosa dei rettili. E questo è Siscruzzoni, Suscruzzoni, che come vedete ha delle corna, era una sorta di chimera, questo, cioè di insieme di animali, questo scultone o scruzzone, e vedete che anche qui costume e maschera insieme danno il senso del pericolo. Vedete qua su Scruzzoni, che ha una caratteristica, siccome è una sorta di serpente, la sua rappresentazione scenica consiste proprio nell'attraversare la sfilata in maniera sinuosa, proprio mimando il movimento del serpente. Vedete anche qui la dotazione di campanacci e anche qui la rappresentazione termina con la sconfitta di Scruzzonis da parte delle figure umane. Qui c'è questo l'atto di sottomissione dello sconfitto. Vedete qua, ricordano anche dal punto di vista proprio estetico anche le tradizioni maori, per esempio. Dopo, su Scruzzoni, è il turno di una delle rappresentazioni più cruente di carnevali sardi, ed è quella che viene fatta a Lula e che ha al centro Subattileddu. Subattileddu, nella lingua locale, è una cosa nuda, uno straccio, ed è anche il modo con cui si può indicare, per esempio, lo scemo del paese, Subattileddu. E qui vedremo come la maschera, diciamo, ha un ruolo secondario, ciò che conta è il costume e soprattutto alcune scelte durante la rappresentazione, cose che forse potete già intuire da questa immagine. Cosa succede infatti? Succede che Subattileddu, con le corna, con la mastrucca, con i gambali, i pantaloni di fustagno, tutto quello che fa parte del repertorio, porta sulla testa delle viscere di caprone e talvolta appeso al petto anche lo stomaco del ruminante, con conseguente spargimento di sangue che acuisce gli aspetti cruenti di questa rappresentazione, che naturalmente segue a grandi linee le altre che abbiamo già raccontato. Anche qui ci sono le figure umane che hanno il compito proprio di imprigionare Subattileddu, metterlo all'angolo, sconfiggerlo e alla fine lasciarlo a terra morto. Come vedete, il sangue è parte molto importante della rappresentazione scenica, che prevede anche l'arrivo di un carro. Non è proprio il carro della morte, ma il carro comunque fa parte, ma lo sapete, delle tradizioni carnevalesche anche peninsulari, e a seguito di questo carro ci sono le donne che con gli attittos, cioè con i lamenti funebri, accompagnano questa cerimonia. Vedete qua.
visto che dicevamo che a seconda delle tradizioni varia la rappresentazione, questo è proprio uno dei casi in cui passiamo dal massimo del sangue vero e proprio di Lula a qualcosa invece di più allegro, anche l'aspetto cromatico ha il suo peso, a Cuglieri, dove la tradizione, come dire, è meno antica dell'interno rispetto all'interno della Sardegna, ma che presenta una figura molto curiosa che è quella de sos cozulados, cioè figure dotate di un solo corno, secondo qualcuno addirittura un riferimento agli unicorni, che suonano non dei corni come fanno invece tante altre tradizioni, ma suonano una conchiglia e non rinunciano all'aspetto sonoro già presente nei mammutones e in tanti altri, cioè del campanaccio, non rinunciano, ma lo calano nella loro realtà costiera e quindi al posto delle tradizionali campane abbiamo proprio dei gusci, abbiamo le cozze, sos cozzulados, che appunto si servono di queste conchiglie per riprodurre i suoni che altrove sono affidati ai campanacci. Ecco qua, vedete uno dei classici momenti, una sorta di balludundu con sos cozzulados che hanno messo all'interno la figura bestiale sulla quale devono prevalere. Austis offre un'ulteriore variante, e cioè per la prima volta rappresenta un personaggio che è sottinteso in tantissimi di questi carnevali e che è il dio Dioniso o Bacco. Dioniso per i greci, Bacco per i latini, cioè il dio della vite, del vino, dell'ebbrezza, e che divinità che veniva celebrata attraverso dei riti che prevedevano inizialmente l'aspetto alcolico e successivamente l'aspetto sessuale, con delle orge, proprio del sesso di gruppo, che rappresentava il tributo alla divinità. Ecco, ad Austis i Colonganos, Colos è la pecora, i Colonganos rappresentano proprio questa divinità dionisiaca e presentano una maschera in sughero al di sopra della quale è presente una pelle di volpe e poi, come dire, ci sono le foglie, i rami del corbezzolo. Questa figura de sos Colonganos affiancati da sos Bardianos, cioè i guardiani, celebrano e rappresentano, in questo caso, la vittoria del dio e dei suoi seguaci sulla bestia, che in questo caso è un cinghiale, che come vedete viene circondato e reso innocuo. In questa foto si colgono un paio di cose, e cioè la costanza della modalità di rappresentazione, con questo accerchiamento delle figure positive a danno delle figure negative. Abbiamo i costumi bestiali, abbiamo i guardiani che invece indossano orbace, sono tutti vestiti di nero, hanno il viso appunto annerito, e anch'essi rappresentano una tipologia costante di rappresentazione dell'umano. Altro elemento che volevo sottolineare è che fa il paio con le conchiglie de sos cozzulados è la scelta di sostituire i campanacci con ossi,
ossi d'animale che da un lato accentuano il lato macabro e che dall'altro offrono una varietà di suono rispetto al campanaccio di altre tradizioni, anche col giusto desiderio di distinguersi. Abbandoniamo i colonganos e i bardianos, ecco qua il trionfo, il suono del corno, e passiamo a Olzai, che offre di nuovo una variante pressoché unica in tutta la Sardegna, e vedremo di cosa si tratta. Le figure prevalenti sono tre: Intintos, Maimones, Murronarzos. Gli Intintos, uomini e donne, accompagnano questa figura, questo fantoccio, che a un certo punto dovrà essere bruciato. Questo ricorda per esempio la tradizione cagliaritana del rogo di Canciofali, che è l'apice, diciamo, il culmine della rappresentazione, della giornata anche carnevalesca, il rogo di Canciofali, che rappresenta la morte, la fine dell'anno vecchio, ed è anche un rito, il carnevale funziona così, di rovesciamento del potere, per cui il popolo si ribella al suo regnante e lo accompagna al rogo. Ovviamente anche qui sono gli aspetti simbolici a prevalere. Quindi da una parte gli Intintos, questi invece sono i Maimones. Maimone era l'aiutante del dio Dioniso e sono figure doppie che, usando questo tipo di travestimento, mimano l'atto sessuale, volendo proprio alludere alle modalità di celebrazione del sacro che avvenivano nei riti dionisiaci. E qui vedete proprio anche l'originalità di costruzione di questi costumi, con i personaggi che poi a un certo punto si mettono tutti assieme, così uno a fare un trenino, proprio per celebrare l'atto sessuale. Ma accanto ai Maimones ci sono anche i Murronarzos, che come vedete sono una fusione tra un suino, cioè tra un maiale e una capra. Sono maiali o sorta di cinghiali, vedete anche le zanne, caprini. E qui vedete come anch'essi hanno la loro dotazione di cappotti, di mantelli, di campanacci, di funi. Ricorrono in quasi tutte le tradizioni. Abbandoniamo Olzai e passiamo a Sydney, dove ci sono i Cerbus, che i Cerbus, eccoli qua, che sono vittima dei Cassadoris, che servendosi dei Canagius, cioè dei battitori, completano la vittoria dell'umano sull'animalesco nelle modalità, diciamo, venatorie, cioè della caccia che conosciamo. Anche qui la domanda è ovvia: per quale motivo Sydney sceglie questo tipo di rappresentazione? Perché naturalmente ogni cultura affonda le radici sulle proprie tradizioni, e allora il cervo fa parte del paesaggio sinnaese e ovviamente diventa l'elemento centrale della rappresentazione bestiale. Anche qui lo scontro è parte integrante della rappresentazione. Non l'ho detto perché avete tutti esperienza di carnevali sardi, ma naturalmente queste figure non interagiscono solo fra loro, ma spesso coinvolgono anche il pubblico, un po' per arricchire la rappresentazione,
e un po' per rendere la rappresentazione più partecipata. C'è anche, ovviamente, cacciatori, ci sono anche i cani nella tradizione di Sinai. Se da Sinai ci spostiamo a Sestu, troviamo Is Mustaionis, che hanno il compito di tenere a bada Sorcu Voresu. I Mustaionis, così come dice il termine, sono delle sorte di uomini vestiti da spaventapasseri che devono rendere inoffensivo Sorcu Foresu, questa specie di figura bestiale e infernale. Guardate anche qui la cura nella realizzazione della maschera e dei costumi. I Mustaionis, vedete come sono vestiti, sfruttano abiti logori, consumati, vecchi, per costruire una maschera, questo è curioso, che non è codificata come le altre. Abbiamo visto che ogni tradizione presenta delle invarianti dal punto di vista del costume, e invece i Mustaionis si distinguono perché la resa è per certi versi individuale, cioè ciascuno può costruire un costume diverso dagli altri a patto di rispettare le premesse, e cioè che ci sia una somiglianza con lo spaventapasseri. Spaventapasseri, Orcu Voresu, ma siccome si parla di spaventapasseri, allora ci sono anche le figure degli uccelli, dei corvi, che sono l'altro elemento minaccioso di questa rappresentazione. Anche se, stiamo per concludere, anche se forse dal punto di vista delle tradizioni non è uno dei carnevali più noti, per motivi autobiografici, mio padre è di Laconi, ho casa a Laconi, vi presento la figura del carnevale laconese che è Sugo Corongiaiu. Perché si chiama Corongiaiu? Perché prende il nome da Corongiu, che è una delle zone più antiche del paese di Laconi, e anche qui vedete come costume, corna, campanacci, maschera formano un connubio spaventoso in cui in questo caso le maschere sono fatte di sughero e vengono proprio poggiate sulla testa, poi vengono fatti i buchi e poi c'è tutto il corredo di corna e di pelli. Vedete qua i Scorongiaius a passeggio, e i Scorongiaius devono rendere inoffensivo il loro avversario, che in questo caso è un oboe, che come vedete ha una maschera realizzata con lo stesso principio di questo sughero fatto a mo' di catino. E vedete anche qua la rappresentazione con la sconfitta, con le funi, con tutto quel corredo di cui abbiamo parlato. Se abbiamo ancora qualche minuto, riusciamo a parlare degli Arestes di Sorgono, agresti, cioè selvaggi, vedete, che con pelli e corna e con gli scontri danno il loro contributo a questa rassegna, e anche qui vediamo gli ossi degli animali usati al posto dei campanacci, ripeto, per dare un pochino di diversità e anche per acuire l'aspetto macabro. E probabilmente con queste figure possiamo concludere la nostra rassegna, perché il tempo purtroppo è tiranno. Concludiamo allora con i Mamuzzones Antigos di Samugeo. Vediamo che per esempio Laconi e Samugeo sono molto vicini, e vediamo che per esempio le tradizioni un po' si influenzano, e i copricapi in particolare denunciano la probabile relazione fra
fra queste due tradizioni. Anche qui c'è il corredo dei salti, del suono, dei campanacci, anche qui c'è la rappresentazione con l'accerchiamento dell'elemento maligno e anche qui ci sono gli scontri molto coreografici tra queste figure animalesche. Ecco qua. Allora, spero che questa rassegna sia stata per voi piacevole. Mi spiace che i tempi non consentivano di aggiungere elementi tradizionali al nostro dibattito, ma eventualmente, se la cosa dovesse avervi interessato, in futuro non è impossibile che proviamo a integrare questa raccolta antologica con altre tradizioni che oggi non abbiamo avuto il tempo di affrontare. Io vi ringrazio anche stavolta, mi scuso in parte per le modalità espressive, ma parlare a uno schermo, non avere le persone davanti è davvero complicato, e quindi ho provato a fare del mio meglio. Spero che il messaggio vi sia arrivato, vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima volta.